Buonasera, buon giovedì, bentornati a Focus Verona Economia. È terminata la 20ª edizione della settimana veronese della finanza, ma riprendono le nostre serate di approfondimento su temi di attualità che riguardano la nostra città e non solo. Torniamo a parlare di viabilità, di mobilità, torniamo a parlare di traforo. È un tema sempre caldo nonostante se ne parli da decenni, ma da più punti di vista è arrivato il momento anche di prendere delle decisioni. Questa sera do il benvenuto in studio al consigliere regionale Enrico Corsi, che questo tema lo conosce benissimo. Bentornato. Buonasera a tutti. Senta, allora diamo uno sguardo al sito Verona Economia, ma anche al sito Daily, diamo uno sguardo, insomma se n'è tornato a parlare, è nato un comitato per il traforo delle Torricelle, esisteva di fatto una cosa simile anche alcuni anni fa, dopo alcune evoluzioni insomma degli ultimi tempi la sensibilità è cambiata, si è tornati chiaramente a parlare di questo tema come dicevo e lo guardiamo anche dal sito Daily. C'è stato un incontro anche recente al circolo del 1° maggio, il 31 ottobre scorso, poi sentiremo le voci di alcuni dei protagonisti che erano presenti, ovviamente tra questi anche lei. Prima di venire un attimo a lei, consigliere, facciamo sentire un breve intervento di Arturo Alberti, sindaco di Grezzana, perché è stato tra i primi nel periodo recente insomma a risollevare e chiamare un po' a raccolta sindaci, consiglieri regionali, amministratori attorno al tema della viabilità e in particolare del traforo. Era presente anche lui chiaramente il 31 di ottobre. Sentiamo. Sindaco, un percorso, quello del traforo delle Torricelle, è accidentato nella storia, ci sono stati diverse vicissitudini, ma oggi si torna a chiederlo con forza. Quali sono le necessità e il desiderio del territorio? Allora, accidentato, lungo, sono decenni che ci stiamo parlando, forse è arrivato il momento, e questa volta con tutti i sindaci delle due vallate anche di Verona, del circondario di Verona, di decidere sulla viabilità e la mobilità di Verona e della provincia. Credo che sia arrivato veramente il tempo di essere nel 2024, prospettati nel 2025, ma con le nostre imprese, i nostri residenti, chi usufruisce anche degli ospedali, abbiano la possibilità veramente di arrivare nei tempi umani a destinazione. È un'opera necessaria, obbligatoriamente dobbiamo farla, è l'unica opera che potrà veramente cambiare probabilmente il futuro di Verona e anche delle nostre imprese, perché alla fine dietro a questi scambi ci sono sempre le imprese, c'è sempre l'economia e c'è sempre un vantaggio per tutti. E queste erano le parole di Arturo Alberti, sindaco di Grezzana. Vediamo lei, consigliere Corsi, insomma di traforo se ne parla da decenni. Io ho qualche immagine storica che abbiamo recuperato anche dai nostri archivi, le verrà un po' da sorridere, sono passati, pensi, oltre 17 anni, eppure eravamo in una sala a Razzi, lei era assessore comunale a Verona, vediamo qui alcune immagini e con l'allora sindaco Flavio Tosi, con alcuni sindaci, appunto anche il compianto Avesani di San Martino Buonalbergo, si parlava di traforo, c'era un intento tra appunto imprenditori, sindaci, amministratori, si voleva insomma arrivare a quest'opera. Vediamo nella foto anche Marco Pasquotti, l'allora presidente del comitato per il traforo. Questo per dire che di traforo appunto se ne parla da tanto. Sì, purtroppo in Italia è così, spesso e volentieri opere che durano decenni e che arrivano a volte quando in certi casi sono addirittura sorpassate. Questa è un'opera, come diceva il sindaco Alberti, fondamentale, non per la Valpantena, non per la Lessinia, ma io direi per l'intera città e buona parte del territorio provinciale. È un collegamento a nord che va a chiudere le tangenziali della città di Verona, come d'altronde in moltissime città italiane ma anche all'estero, che permetterebbe di decongestionare buona parte della viabilità cittadina, che permetterebbe di raggiungere due poli importanti, e cioè tutta la Valpolicella, con anche le aziende del marmo, con la Valpantena, e di collegare due ospedali importantissimi come Borgo Trento e l'ospedale Sacro Cuore di Negrar, che vengono utilizzati da molti cittadini anche dell'est veronese. Perciò un'opera
che io direi non può più aspettare, soprattutto oggi che verrà portato avanti il progetto e i lavori della filovia del trasporto di massa della città di Verona, che andranno ulteriormente a peggiorare la viabilità su 2 arterie, che è Cadicozzi e Via Mameli, che sono già al collasso, perché lei deve pensare che per percorrere qualche chilometro nei giorni neanche di pioggia, nei giorni normali, ci si impiega quasi un'ora, che è lo stesso tempo che io impiego per andare a Venezia. Senta, prima di sentire qualche altro contributo, una puntata che sarà ricca di contributi sia di suoi colleghi consiglieri regionali ma anche di sindaci, dicevamo di Traforo se ne sente parlare da 30 anni e lei 30 anni fa era presente, era già in politica. Come nacque un po' quell'idea di, già allora insomma c'era un'economia florida soprattutto nella Valpantena, con l'industria del marmo, insomma già allora si sentiva la necessità di completare questo anello. Allora dobbiamo essere chiari, perché siccome qualcuno oggi nell'amministrazione comunale dice ma abbiamo spostato i soldi, che poi ne parleremo, sì, ne parleremo assolutamente, perché se ne parla da troppo tempo. Allora noi siamo arrivati ad appaltare l'opera. Purtroppo nel 2010 arrivò una crisi pesantissima, delle 5 ditte che avevano vinto l'appalto 4 sono fallite e non ci sono state più le motivazioni economiche per poter reggere alla realizzazione di quest'opera, che era in project finances, una gestione di 49 anni, e dobbiamo dirlo, il comune non spendeva un centesimo. Veniva messo un pedaggio che comunque garantiva sicuramente costi minori di quello che costa oggi farsi un'ora col motore acceso, con l'inquinamento, con tutto quello che ci va dietro, e perciò sarebbe stata un'opera sicuramente utile e utilizzata da molti. Anche perché il progetto iniziale prevedeva la doppia canna, ma ne parleremo dopo. Sentiamo il contributo anche del suo collega in regione Stefano Valdegamberi, che interviene sullo stesso argomento. Consigliere, si torna a discutere del traforo, una necessità per il territorio, cosa si può fare? Ma è più che una necessità, è la cosa strana che siamo qua ancora a discuterne, la cosa strana è che non è una priorità anche per la politica a tutti i livelli, perché dal Comune Verona viene spostato anche i 50 milioni circa che erano dati da Autostrada per questo scopo, spostati altrove. A livello nazionale tutto tace, io chiedo che su questo ci sia un impegno di tutti trasversalmente, cioè anche da parte del governo. Credo che per Verona, sapendo poi che verrà congestionata dalla tranvia eccetera, il filobus sarà costretta ad essere ancora più congestionata di ora, attraversare la città sarà sempre più difficile, e quindi credo che sia un'opera fondamentale. E quello che dovrebbe intervenire è anche il governo con un finanziamento da parte governativa, riportare al suo posto i fondi dell'autostrada, e il resto si può fare anche pure con project e con tariffa, allora diventerebbe sostenibile e fattibile. Ma sono cose abbastanza banali. Se io passo per la Val Venosta vedo gallerie nuove, qualunque parte, in Austria non ne parliamo, non capisco perché un piccolo traforo così importante per fare un circuito completo della città e di congestionare la città, e anche con scopo anche benefico per l'ambiente, per le emissioni, non si possa mettere come priorità da parte di tutti. Il fatto di metterlo fuori dal programma, di spostare i soldi, significa che non interessa più a nessuno, e questo per noi ci preoccupa, e tentiamo a fare l'ultimo appello, e l'ultimo appello per chi poi può decidere su questo, perché diversamente questo rimarrà sempre una chimera per sempre. Se non approfittiamo in questo momento non si farà mai più. E sul fatto che non si faccia mai più era arrivato anche un segnale importante, lo vediamo qui dal sito Daily, 20 ottobre 2023, esattamente un anno fa, fu pubblicata una lettera protocollata del Comune di Verona, diretta alla A4 Holding SPA, in cui veniva comunicato che quei famosi 50 rotti milioni, adesso sarà più preciso di me il consigliere Corsi, sono stati spostati per il progetto della strada di Gronda. Anche qui fu un po' una sorpresa, no, consigliere? Sì, e resto veramente stupito delle dichiarazioni del sindaco, che una settimana, sì, del sindaco di Verona, che una settimana fa ci ha convocato per un incontro sui problemi della città,
parla di stadio, di altri argomenti, ma parla di stadio e ovviamente io non sono contrario allo stadio, ma credo che la viabilità, il traforo delle Torricelle, il completamento delle tangenziali sia sicuramente più utile e più necessario dello stadio. Inoltre la cosa assurda è che un sindaco nella chiusura del palazzo, nel suo ufficio, decida, senza passare dal consiglio comunale, senza coinvolgere le maestranze, senza coinvolgere la città, di spostare un finanziamento dedicato al traforo delle Torricelle su una strada di gronda a sud della città, che non dico che non è necessaria, ma sicuramente meno di quello che può essere il problema di Veronetta. Qual è il problema delle Torricelle, il nostro polmone verde della città, che oggi è intaso dalle macchine e dove non si riesce neanche a passare in certi momenti della giornata. Sentiamo Alberto Bozza. Si torna a dare una spinta al progetto del traforo, il desiderio condiviso da vari sindaci, vari amministratori. Quali sono le esigenze che si rivendicano? Ma è un'esigenza che diventa sempre ancora più attuale quasi del passato, perché ovviamente il traffico aumenta, le esigenze anche di cercare di dare una risposta anche all'aspetto ambientale, perché noi sappiamo che oggi le continue colonne attorno alla città e il traffico che aumenta ovviamente creano anche maggiore inquinamento. Noi dobbiamo completare l'anello circonvallatorio attorno alla città con l'infrastruttura necessaria, per dare la possibilità poi anche ai territori circostanti a Verona di poter collegarsi in maniera molto più veloce, in maniera molto anche più efficace. E quindi quando facciamo risparmiare un automobilista piuttosto che un camionista, sappiamo che comunque risparmiamo in emissioni atmosferiche e ovviamente al tempo stesso risparmiamo tempo, che vuol dire anche denaro. Questo per dare un impulso molto forte non solo al traffico privato, ma anche allo sviluppo del nostro territorio in termini di produttività e anche in termini di investimenti. I territori spingono, ma serve anche una collaborazione sui livelli più alti dell'amministrazione. Come si può raggiungere, come si può convincere? Mai come questa volta credo che sia importante che la filiera istituzionale, per cui dal singolo comune alla provincia, alla regione e al governo, si faccia squadra per cercare di portare quella che riteniamo essere un'opera strategica non solo per la città di Verona, ma per l'intero territorio provinciale di Verona. E ricordiamo che Verona è la provincia del Veneto che ha il PIL più alto, per cui io credo che da questo punto di vista dobbiamo dare anche una risposta strategica a un territorio che di fatto è strategico per il Veneto e di conseguenza è strategico anche per l'Italia. Ad aprile del 2024 c'è stato un altro incontro, sempre del centrodestra, anticipato da una conferenza stampa del Partito Democratico. Qui dal sito veronadaily.it abbiamo Alessia Rotta, che è fresca di nuova nomina all'interno del comune di Verona, prenderà il posto ufficialmente tra qualche giorno, insomma, di Italo Sandrini. Diceva Rotta, ad aprile di quest'anno non era sostenibile il traforo delle Torricelle, questa conferenza preventiva rispetto all'incontro appunto che è stato fatto il giorno successivo. Qui vediamo sempre il consigliere Corsi con colleghi della regione, allora anche consigliere Polato, ora europarlamentare, invece dove si è portato avanti questo tema. Dicevamo, Corsi, Bozza ha fatto appello anche alle forze superiori, quindi al governo, adesso lo stesso Polato è al Parlamento europeo, ma insomma bisogna arrivarci un po' pronti, uniti a fare una richiesta al governo probabilmente, no? Sì, ma infatti è assurdo che oggi, dove abbiamo un ministro delle infrastrutture, dove abbiamo dei europarlamentari, dove abbiamo la regione, dove abbiamo tutta una serie di entità, i fondi del PNRR e altre, le opere che sta facendo il sistema ferroviario, che possono anche essere utilizzate se c'è la condivisione magari anche in questo senso. È assurdo che proprio
Comune di Verona, l'amministrazione comunale di Verona, sia nell'indifferenza, non solo ha spostato i soldi, ma non si è mai pronunciata. Puoi sentire la Rota che dice che non è sostenibile, ma se andiamo a vedere le opere che si stanno realizzando in Italia, senza andare all'estero, ci sono delle opere che costano 10 volte quello che è il traforo delle Torricelle, eppure stanno andando avanti e probabilmente verranno realizzate. Allora basta la volontà. Quando parlavamo di SP6, mi ricordo allora che sembrava un'opera impossibile, ma c'è stata la condivisione di tutto il territorio, dagli industriali ai politici, e alla fine ci siamo arrivati. Oggi quella è una realtà. Dopo vedremo anche qualche foto curiosa. Io ho sempre detto che se c'è la condivisione del territorio, se c'è la forza politica, se ci sono i cittadini, le cose si riescono a fare. Ci vorrà tempo, ma si riescono a fare. Ultimo contributo di un consigliere regionale, questa volta Marco Andreoli, che ha partecipato anche lui, insomma, a Montorio. Sentiamo anche le sue parole. Consigliere, l'esigenza del traforo è stata espressa in modo netto dal territorio, dagli amministratori locali. Per fare un passo in più però serve che le amministrazioni di livelli diversi dialoghino e camminino insieme. Senz'altro ci vuole un gran lavoro di squadra, qui c'è già un bel gruppo di amministratori, mi sento di dire praticamente la totalità dei comuni della cintura veronese, senza distinzione di colori politici, si fa squadra, si rema tutti assieme ai vari livelli istituzionali, poi verranno coinvolte anche le più importanti associazioni di categorie e portatori di interesse come i consorzi, come Confindustria, piuttosto che il mondo dei marmisti, del vino, eccetera. Abbiamo bisogno di tutti perché questa è una sfida epocale, non si sta parlando di un'opera che costa cifre iperboliche, è sicuramente un'opera alla nostra portata, ci serve come l'aria. Questo l'abbiamo capito tutti, io penso spesso anche alle persone autorevoli su cui possiamo puntare, mi viene in mente l'ingegnere Elisabetta Pellegrini che ha lavorato tanti anni in provincia di Verona e conosce benissimo il progetto del traforo, si può dire che ci ha lavorato sopra direttamente, poi è stata in Regione Veneto da noi con la vicepresidente De Berti, ha portato a termine questa grande opera incompiuta della Pedemontana Veneta che giaceva polverosa nei cassetti dello Stato. Adesso, essendo che lei lavora al Ministero degli Interni a fianco del Ministro Salvini, abbiamo una grande opportunità, essendo lei veronese, un tecnico e con una grande esperienza, di tirare fuori quest'opera che serve alla città di Verona e a tutta la sua provincia e non solo, a centinaia di migliaia di persone che aspettano quest'opera. È il momento giusto di spingere, il Comune di Verona ci deve ascoltare e sono convinto che capirà. Senti, a proposito di sostenibilità economica, eccetera, eccetera, oggi quanto ci costerebbe il traforo Corsi? Anche perché, vabbè, forse la doppia canna è impercorribile in tutti i sensi, però, insomma, una galleria... No, diciamo che oggi si può partire magari con una sola galleria, si riduce notevolmente i costi. Bisognerà rifare un'analisi di progetto perché comunque l'opera funziona bene se si fa l'intero collegamento tra Poiano e Verona Nord e si collega alla Valpolicella, perciò vuol dire proprio il completamento delle tangenziali. Ma io credo che i soldi sì sono importanti e fondamentali, ma il problema è prima, come ho detto prima, la condivisione del territorio, e io ringrazio i sindaci perché abbiamo fatto, come citavi tu prima, 2 riunioni, c'è stata una forte adesione da parte dei sindaci sia della Valpolicella, della Lessinia, dell'Est veronese, perciò oggi mi sembra di capire che c'è una maggiore condivisione sull'argomento. Io credo che questo sia un buon punto di partenza. Assolutamente, vediamo anche qualche immagine dell'incontro del 31, appunto, dove avete avuto modo di spiegare a sindaci e amministratori lo stato delle cose, lo stato dell'arte, un incontro partecipato, non l'ultimo, non diciamo l'unico, scusate, ma l'ultimo in ordine cronologico, e ne sono arrivati molti prima di quella sera, e c'è davvero una condivisione anche da parte dei sindaci. Iniziamo a sentire anche qualche voce, partiamo da Claudio Melotti perché il tema è sentito in Lessinia oltre che in Valpantena. Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova, chiaramente.
Si torna a chiedere con forza di discutere quantomeno l'opera traforo delle Torricelle, quali sono le necessità, gli obiettivi che si vuole riportare nel dibattito. Beh, l'andamento del traffico, l'aumento costante che c'è del traffico dappertutto consiglia ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, la realizzazione di questa opera che noi Valpantena e Lessinia vediamo di ottimo auspicio, nel senso che avvicinerebbe presidi sanitari come l'ospedale, tanto per dirne una, libererebbe anche la zona di Veronetta, la zona del Ponte Pietra da un traffico micidiale che c'è 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, e penso che sarebbe anche opportuna per avvicinare per aziende, per imprese, per il mondo turistico la Lessinia alla Valpolicella e al lago, perché sarebbe uno sbocco verso quei posti assolutamente interessante. Rimaniamo sempre in Lessinia per un contributo breve di Mario Varalta, sindaco di Velo Veronese. Sindaco, la presenza anche di amministratori della Lessinia è importante a sostegno del traforo. Quali sono le motivazioni? Perché è importante quest'opera? Beh, perché la Lessinia confluisce su Grezzana e soprattutto il mio comune su Montorio, e una volta arrivati a Montorio Portavescovo, dopo per arrivare all'ospedale di Borgo Trento piuttosto che a Negrar, piuttosto che in Valpolicella, c'è da fare tutto un tratto di città che è sempre intasata, sempre molto inquinata, dove si impiega moltissimo tempo e si inquina inutilmente. Corsi, lei ha parlato di SP6, le faccio vedere alcune immagini pre-intervento, quindi prima dell'attuale SP6. Questo era lo stato attuale, diciamo, lo vediamo nelle foto, del traffico sulla vecchia arteria. Mostriamo il monitor, vediamo un secondo, sia nella parte discendente, diciamo da nord verso sud, e poi vediamo, allora eccoci qua, questa è diciamo la parte che precede la rotonda di Quinto verso nord, e poi qui quello che accadeva puntualmente ogni mattina su via Valpantena. Questa è una foto scattata dallo stabilimento, dagli uffici di Veronesi Mangimi. Era una scena nota, la vedevamo tutti i giorni, insomma una colonna di traffico che dalla Lessinia, dalla Valpantena scendeva verso la città, e proprio da Veronesi qui vediamo lei con altri amministratori politici del tempo, insomma, che cercava di sensibilizzare una platea di imprenditori, ma non solo, anche le istituzioni con delle iniziative. Lo vediamo insieme al comitato pro traforo e pro prolungamento SP6, anche addirittura con un sito internet, l'esigenza di creare quest'opera che sembrava, come ha detto, impossibile, eppure già lei da presidente di circoscrizione, insomma, fu tra i fautori e tra quelli che ci credettero di più. Ma infatti anche in questo caso un'opera che inizialmente sembrava irrealizzabile per questioni anche economiche, ma anche di problematiche legate al territorio dove doveva transitare e quant'altro, siamo riusciti a fare sintesi, siamo riusciti a portare avanti l'iniziativa, e oggi è una realtà. Ecco perché io sono convinto che se ci sarà una condivisione larga del territorio, anche il traforo è un'opera completamente diversa, molto più grande e anche più costosa, ma che la possiamo sostenere. Ci vuole la volontà. Allora, forse, perché anch'io seguivo da giovanissimo un po' quelle riunioni, eravamo un po' nella stessa situazione, sembrava davvero uno scenario irrealizzabile, anche se stiamo parlando di un'opera chiaramente più piccola rispetto al traforo. Che costò comunque 19 milioni di euro. Che non è poco adesso, chiaramente. Eppure, insomma, con la volontà di tutti ed effettivamente qualche problemino di traffico si è risolto in quella zona della Valpantena. Al comune di Verona si appella anche il sindaco di Rovere Veronese, Stefano Marcolini.
Sindaco, il traforo delle Torricelle è un'opera che sarebbe teoricamente sul territorio di Verona, ma la cui necessità è sentita anche dalla Lessinia. Quali sono le esigenze, le priorità e anche magari le aspettative? Sì, è sicuramente sentita. Io sono il sindaco di Rovereto Veronese, quindi la Lessinia centrale ha assolutamente bisogno di questo traforo. Noi ci muoviamo sull'ospedale di Borgo Trento e sull'ospedale di Negrar. Quindi quando arriviamo a Grezzana poter andare dall'altra parte in 2 minuti credo che sia un vantaggio sia dal punto di vista economico, dal punto di vista del tempo, ma anche dal punto di vista dell'inquinamento che si crea in città. Quindi io credo che questa sia un'opera assolutamente necessaria. Viene fatta in tante parti in Europa, in Trentino, in altre regioni, viene fatta regolarmente. Non capisco perché quest'opera, che in fin dei conti fa bene alla montagna e fa bene anche alla città, non venga messa nel programma sia da parte della regione ma anche da parte dello Stato. E sollecito anche il Comune di Verona a credere in questo tipo di progetto, perché credo che sia un vantaggio anche per il Comune di Verona. Consigliere Corsi, se in quei primi anni insomma quest'opera poteva essere in qualche modo attribuita a una volontà di una parte del territorio, in particolare della Valpantena e della Lessinia, abbiamo visto anche nelle ultime riunioni insomma partecipano anche sindaci non solo della Valpolicella, ma sentiremo poi anche voci di sindaci della Cinta a sud e a est della città, quindi è cambiata la sensibilità probabilmente. Allora, intanto innanzitutto non è una cosa di centrodestra politica, è una cosa che deve riguardare tutti, a differenza di qualsiasi area politica uno possa appartenere. Poi oggi il problema è sicuramente incrementato e lo sarà ancora di più una volta che inizieranno i lavori del filobus nella zona di Borgo Trento, e io spero che anche i cittadini di Veroneta, del Teatro Romano, comincino a far sentire la loro voce. Perché io onestamente non so come fanno a vivere in un quartiere dove alla mattina e alla sera è soffocato dalle auto, dall'inquinamento, l'impossibilità di muoversi. Cioè, io credo che questi devono essere i primi che alzano la voce, poi ovviamente li seguiamo anche noi. Ecco, se qualcuno pensa che ci fermiamo a qualche riunione ha sbagliato di grosso. Non ci fermeremo qui, adesso cercheremo di coinvolgere le amministrazioni locali, ma poi faremo petizione ai cittadini, ci muoveremo, coinvolgeremo la regione e vedremo chi veramente collabora per arrivare a raggiungere l'obiettivo e chi invece magari fa un passo indietro. Dicevamo anche altri comuni coinvolti, ascoltiamo di seguito, ma magari torniamo anche in studio tra l'uno e l'altro, il vice sindaco di San Martino Buonalbergo Mauro Gaspari, intanto sentiamo lui. San Martino Buonalbergo non fa parte, diciamo, del territorio strettamente vicino all'ipotetico traforo, ma comunque volete sostenere questo intervento, questo progetto, questa discussione. Qual è la necessità per il territorio anche oltre la Valpantena e la Valpolicella? Ma è vero che il comune nostro non è direttamente interessato, però ormai abbiamo visto che il traffico in realtà è tutto collegato, quindi riteniamo che qualsiasi infrastruttura che possa snellire il territorio non solo della Valpantena, come ha detto lei, della Valpolicella, ma anche che abbia riflessi sull'est veronese sia utile, quindi siamo a favore, diciamo, generalmente per le opere pubbliche. Abbiamo sempre ritenuto il traforo un'opera utile. Pertanto abbiamo accolto con piacere e con entusiasmo questa iniziativa partita dal consigliere Corsi ma sposata da varie amministrazioni, e quindi siamo qua e l'auspicio è che sia l'inizio di un percorso che porti effettivamente alla realizzazione di quest'opera. Rimaniamo ancora nell'est veronese, ancora un po' più a est, andiamo a Caldiero ad ascoltare le parole del sindaco Marcello Lovato. Anche Caldiero supporta il dibattito che chiede di valutare quantomeno di riprendere in mano l'opera del traforo. Quali sono le necessità del territorio e perché sostenete questa iniziativa?
Ma tutto quello che migliora la viabilità del nostro territorio, dell'est veronese, chiaramente va a beneficio anche dei nostri cittadini dell'est veronese, che comunque in gran parte si recano in città per lavorare come sottoscritto. Ecco, quindi questa opera è importante. Io mi auguro che da questa seduta anche ci sia la possibilità anche di smuovere anche le autorità superiori, quindi anche il governo, per poter finanziare un'opera così importante che può dare una soluzione ai problemi non solo della città, ma anche della provincia, dei comuni dell'Interland. È comunque un'infrastruttura, consigliere Corsi, il traforo. Infrastrutture servono per progredire. Nell'est veronese c'è in corso un grande cantiere come quello della TAV, che chiaramente crea disagi, ma poi insomma i benefici sono auspicabili e probabilmente arriveranno. L'Italia è un grande paese, Verona è una città importante, non solo in Veneto, ma anche a livello nazionale. Una città può progredire se ha della viabilità che funziona, se dà servizio alle proprie aziende, se crea sistema. Lo hanno fatto tantissime città, io qualche volta ho modo di girare, c'erano città come Bilbao, come Porto, che 15 anni fa erano decisamente molto più in basso rispetto a Verona, oggi hanno linee di metropolitana, hanno stadi da favola, hanno viabilità che girano tutto attorno alla città, hanno fatto dei passi da gigante negli ultimi 20 anni. Noi invece non dico che siamo andati indietro, ma sicuramente siamo stati fermi e siamo andati come una lumaca. Dobbiamo accelerare, perché in un sistema globalizzato chi non cammina perde quote e rischiamo poi di restare indietro. Io me lo auguro veramente che questa città si muova. Ci furono un tempo degli amministratori lungimiranti che crearono il quartiere della zona ZAI oggi, e vediamo i risultati che portano quelle decisioni fatte tantissimi anni fa. Dobbiamo ritornare a essere lungimiranti e vedere avanti, molto avanti. Rimanendo sempre nell'est veronese, può testimoniare come ci furono delle opposizioni anche al completamento della tangenziale est a quel tempo, però immaginare oggi una città di Verona senza la tangenziale est sarebbe impossibile. Io mi ricordo benissimo tutta Borgo Venezia che era completamente invasa dalle auto. Oggi, grazie a quell'arteria viabilistica, c'è uno scorrimento, si riducono l'inquinamento, si riducono i tempi e si dà servizio al territorio e ai cittadini. Lei ha fatto vedere prima le code in Val Pantena, quelle code lì non ci sono più. È vero. Diceva appunto che anche altre parti della città sono interessate a opere infrastrutturali. Sentiamo un sindaco della cinta sud-occidentale, diciamo, della provincia di Verona, il sindaco di San Giovanni Lupatotto, Attilio Gastaldello. Tema traforo interessa Valpantena, Valpolicella, Verona, ma non solo, è qui anche il sindaco di San Giovanni Lupatotto. Perché un'opera che si trova a nord della città interessa anche al territorio di San Giovanni? Perché i flussi veicolari sono collegati tra loro e quindi riuscire a toglierne una parte, che è quella parte che da est per andare a nord va verso il centro della città, significa influire positivamente su tutto il sistema del traffico. Evidentemente noi siamo più impegnati nel supportare la realizzazione della mediana, che permetterebbe di evitare il passaggio del traffico da sud verso est, e da paesi anche come San Giovanni Lupatotto permetterebbe poi di raggiungere attraverso la Traspolesana direttamente Nogarole Rocca, e quindi per tutti coloro che vanno a sud senza passare da nord. Ma è evidente che anche il traforo gioca un ruolo importantissimo nella realizzazione poi di un sistema che permetta di decongestionare il traffico a Verona a vantaggio di tutti, in particolare di tutti i comuni della cintura veronese.
Siamo in chiusura, consigliere Corsi, la ringraziamo per il suo contributo. Dicevamo, avete fatto diversi incontri, farete del volantinaggio, cercherete di sensibilizzare ancora la cittadinanza, insomma lei come credette al sogno anche di un prolungamento dell'SP6, ci sembra di capire che è ben convinto e continua a credere chiaramente anche a quest'opera. Ma guardi, le spiego un attimino le tappe successive. Abbiamo messo in piedi una mozione che invieremo a tutti i comuni interessati. Ci aspettiamo che buona parte di questi comuni, dopo che sono state fatte magari delle variazioni, delle modifiche, approvi questa mozione. A quel punto partiremo sia con la Regione Veneto che col Ministero e cercheremo di coinvolgere anche il Comune di Verona, perché è giusto che il Comune di Verona dica una volta per tutte se ci crede o no, anche perché non chiediamo soldi al Comune di Verona. È una delle opere che porterà beneficio a costo zero per l'amministrazione. È assurdo che l'amministrazione comunale di Verona sia indifferente, se non addirittura remi contro, perché quando uno sposta 49 milioni chiuso dentro nel palazzo senza coinvolgere nessuno, lo sappiamo per caso, è un'azione che se l'avessimo fatta noi tempi che fu, forse saremmo stati messi in croce, non lo so. Ecco, allora un sindaco, anche se ha vinto le elezioni, non ha il diritto di decidere da solo cosa fare, deve deciderlo insieme a tutti. E ovviamente noi continueremo a seguire i passaggi che succederanno rispetto a questi incontri che abbiamo citato nel corso di questa puntata di Focus Verona Economia. Torneremo a parlare di viabilità. Intanto ringraziamo il consigliere regionale Corsi. Ringrazio io voi, perché grazie anche a voi, visto che voi avete fatto anche dei sondaggi, sì, dove c'è stata una grande partecipazione, dove più dell'80% dei cittadini che hanno risposto hanno detto che il traforo è utile e necessario. Perciò è grazie a voi se riusciremo a portare avanti queste cose, perché la comunicazione e i mass media sono cosa fondamentale del mondo d'oggi. Avevamo proprio fatto un sondaggio, eccolo qui dal sito veronadaily.it, si torna a parlare di traforo, cosa ne pensi, rispondi al sondaggio, e qui insomma eravamo, la data esatta era attorno ad aprile del 2024. Sì, sarebbe un'opera utile, risolverebbe diversi problemi, no, è un'opera impattante, non sostenibile. Come ricordava, oltre l'80% delle persone che hanno risposto erano favorevoli, si sono dimostrate favorevoli a quest'opera. Dicevamo, è cambiata un po' la sensibilità e bisogna ragionare chiaramente tutti insieme per trovare la soluzione più sostenibile da tutti i punti di vista. Noi ci siamo e ci saremo. Grazie consigliere. Questa puntata di Focus Verona Economia, dedicata al tema della viabilità, in particolare al traforo delle Torricelle, termina qui. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Buon proseguimento su Radio Adige TV.